gruppo di cittadini pakistani che sono stati individuati attraverso questa attività di indagine che è durata qualche mese, ha permesso di ricostruire questa organizzazione che aveva un sistema piuttosto complesso di lavorazione per riuscire a truffare l'esame teorico della patente di guida. Come funzionava il sistema? Attraverso questi dispositivi che abbiamo visto, al candidato veniva fornita una camicia con occultata una telecamera nei bottoni della camicia, e nascosto sotto i vestiti aveva un ripetitore wireless che trasmetteva le immagini riprese dalla telecamera e un cellulare collegato ad un auricolare nascosto all'interno dell'orecchio, non visibile, con il quale riceveva le informazioni sulla risposta da dare all'esame. Quindi il candidato si sedeva davanti al suo monitor in motorizzazione, il monitor proiettava il quiz dell'esame teorico, le immagini venivano catturate dalla telecamera che le rimbalzava a un altro soggetto che vedeva il quiz, rispondeva alle domande e forniva la risposta al candidato.